Credo che stiamo vivendo un momento storico di grande travaglio, di trasformazione, è una sorta di crisi di crescita. La crisi è sia la fine di qualcosa che l'inizio di un'altra. Oggi i maestri sono sempre più nascosti e la loro voce si è fatta sempre più flebile. E San Francesco probabilmente è uno dei grandi maestri spirituali che abbiamo avuto nella storia dell'umanità, che ancora può raccontarci qualcosa di utile. Il suo messaggio è ancora molto attuale, soprattutto in questo periodo che stiamo vivendo di grandissima confusione. Lui ci invita a fare una sorta di tabula rasa di tutte le nostre certezze e di cominciare una vera rivoluzione che può germogliare solamente dentro di noi. Lo spettacolo quindi pone al centro alcune tematiche di Francesco, il tema della rivoluzione interiore, il tema dell'incontro, la follia e la santità, il tema della povertà, che è togliere il superfluo, ma soprattutto il tema della potenzialità del singolo essere umano e di questo sentirsi parte di un tutto più grande, più vasto, quel tutto divino che lui canta appunto nel cantico di Frate Sole, il cantico delle creature. Il rapporto con il circuito ERT del Friuli Venezia Giulia è nato nel lontano 2013, quando debuttai con lo spettacolo Magazzino 18, che poi negli anni credo abbia toccato quasi tutte le città, i teatri del circuito ERT. Con quello spettacolo diciamo che mi sono fatto conoscere dal pubblico e sono stato, tra virgolette, adottato come un romano in Friuli, tanto che poi ho dedicato anche un secondo lavoro a queste terre, Orcolat 76, proprio sul terremoto che avvenne qui in terra friulana nel 1976. La cosa bella che sono riuscito a fare in questi anni è portare tutto il mio percorso teatrale, al di là di Magazzino 18, anche Il secondo figlio di Dio, Epinext, Paradiso e quest'ultimo lavoro dedicato a San Francesco sono riuscito a far vedere al pubblico friulano tutta la mia ricerca, la mia voglia di interrogarmi e di riflettere insieme al pubblico sulle grandi tematiche che sono insite in ognuno di noi. Il teatro credo che sia un luogo sacro e se noi lo viviamo come un luogo sacro dove si manifesta un'energia, una frequenza, una magia particolare, ne siamo ancora più attratti. Qui si manifesta ciò che i mistici di tutti i tempi chiamano il qui ed ora, cioè non siamo né nel futuro né nel passato, ma viviamo il momento presente. Lo vive l'attore sul palco, lo vivono gli spettatori e si crea questa energia sottile che coinvolge tutti. Quando lo spettacolo è riuscito, si riesce ad arrivare al cuore delle persone, anche allo stomaco, alla loro emotività, ed è qualcosa di unico e di irripetibile. È per questo che ne siamo innamorati.